Buonasera, mi chiamo Noemi Nunez, frequento l'ultimo anno dell'Istituto Ipsa Beltrame di Vittorio Veneto. Benvenuti alla giornata di scuola aperta del nostro istituto. Ora passo la linea al professor Cataruzza che vi illustrerà la nostra scuola. Buonasera, sono Alfonso Cataruzza, sono docente di Scienze e Cultura dell'Alimentazione presso l'Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto. Sarà mio compito presentarvi la scuola. Per far questo io adesso vi andrò a condividere lo schermo e vi farò vedere alcun PowerPoint che ci servirà un po' per capire e conoscere questa scuola. Adesso vado in condivisione, eccoci qua. Bene. Ecco, queste sono delle immagini della nostra scuola. È una struttura di recente costruzione, inaugurata nel 2006. Come possiamo vedere abbiamo un'ala destra nella parte inferiore dell'immagine in cui sono dislocate le aule. Sono tutte aule nuove, confortevoli, in cui si studia bene, si vive bene. Sono fornite di tutte quante di computer, di LIM oppure di proiettori. In questa ala dell'istituto sono presenti anche due laboratori di informatica. La scuola dispone anche di un laboratorio mobile che può essere portato nelle varie classi. Nella parte sinistra dell'immagine troviamo al piano terra gli uffici amministrativi, mentre al primo piano troviamo l'aula polifunzionale dove vengono fatte le riunioni e gli incontri, mentre nella parte superiore dell'immagine troviamo un'ala in cui sono dislocati tutti i laboratori. Sono dislocati i laboratori, le cucine, le sale, i bar, c'è un laboratorio di scienze. Ecco. Ecco, da dire che nella parte, nel piano terra c'è anche il laboratorio di accoglienza che è stato recentemente ristrutturato. Passo ora a presentare quelli che sono i percorsi scolastici. L'offerta formativa ha un percorso quinquennale e un percorso triennale. Il percorso quinquennale è legato al percorso di istruzione professionale, che si divide in 4 profili: quello di enogastronomia, sala bar e vendita, accoglienza turistica e pasticceria e gelateria. Poi abbiamo il percorso IFP, che è il percorso triennale, quindi è articolato in 3 anni, in cui i ragazzi acquisiscono l'abilitazione a operatore della ristorazione con indirizzo servizio preparazione pasti. Quali sono le differenze tra i due percorsi? Le possiamo vedere in questa slide in cui abbiamo 2 grafici. Sono 2 aerogrammi in cui abbiamo un'area generale contraddistinta dal colore giallo e un'area verde che è l'area di indirizzo professionalizzante. Nell'IP vediamo che è preponderante l'area generale, in cui abbiamo il 56% delle ore di insegnamento, mentre l'area di indirizzo ha il 44% delle ore di insegnamento. Nella parte destra dell'immagine troviamo invece che l'area gialla si riduce al 52% delle ore di insegnamento, mentre sale la parte di indirizzo al 48%, parte di indirizzo in cui i ragazzi svolgono maggiori attività pratiche. Ecco, quindi l'IFP è la parte destra e l'IP è indicato nell'aerogramma di sinistra. Quindi, tradotto, cosa vuol dire? Vuol dire che nell'IFP ho un maggior numero di ore laboratoriali e un minor numero di ore legate all'area generale. Area generale si intende l'area dove si insegna l'italiano, si insegna la matematica, la storia oppure la geografia o le lingue. Bene, vediamo qual è il profilo in uscita dell'IP, quindi dell'istruzione professionale. Allora, il diplomato di istruzione professionale possiede specifiche competenze tecnico-pratiche, organizzative e gestionali dell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Quindi è una figura che ha anche delle competenze di progettazione, quindi di ideazione degli eventi o dei processi.
Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistiche e ristorative, opera curando i rapporti con la clientela, interviene nella produzione, promozione e vendita dei prodotti, in quello che è tutta una serie di fasi orientate alla valorizzazione sia culturale che artistica del territorio. In una parola possiamo dire che va a promuovere quello che è il Made in Italy. Negli FP il profilo in uscita invece porta ad acquisire competenze prettamente esecutive, quindi il diplomato, il ragazzo che ha acquisito la qualifica di operatore della ristorazione avrà dei compiti esecutivi, cioè dell'eseguire determinate lavorazioni, di adempiere a determinate procedure che sono state progettate o scritte da figure professionali superiori. Avrà comunque la capacità di gestire, ad esempio, le derrate alimentari, di selezionarle, di conservarle correttamente, di lavorarle, di trasformarle, di preparare dei piatti più o meno semplici e di poterli servire alla clientela. Caratteristiche degli allievi. Innanzitutto devono avere una forte motivazione per il settore, un'autonomia personale, avere la capacità di lavorare in gruppo, quindi la capacità di prendere dei ruoli guida, della leadership del gruppo, di saper condividere determinate decisioni, di saper anche risolvere determinati conflitti. Devono inoltre avere una propensione per lavorare a contatto con il pubblico, basti pensare ad esempio all'accoglienza turistica o al lavoro in sala. Ecco, l'importante è anche avere delle capacità di stare insieme con la clientela. Devono avere una propensione per attività manuali, quindi avere della buona manualità. Magari all'inizio, quando si iscrivono, la manualità è ancora inespressa perché non si sono mai esercitati, ma durante gli anni possono coltivare anche queste capacità. Avere spirito di sacrificio e dedizione al lavoro. Perché? Perché i ragazzi che saranno i futuri lavoratori professionisti si troveranno a lavorare in orari in cui altre persone faranno festa. Quindi questo sacrificio, che tra l'altro oggi come oggi è richiesto anche da altre professioni, quindi penso non sia una discriminante. Comunque questo spirito di sacrificio può essere superato se c'è una grande passione per questa professione. Poi bisogna essere portati allo studio delle lingue, in particolar modo potrei pensare al fatto di cosa ha comportato per il nostro territorio che le colline del Prosecco sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi flussi turistici di persone provenienti dall'estero, quindi l'importanza di conoscere le lingue. E poi da ultimo anche una buona propensione per lo studio, perché nel corso IP, oltre a sviluppare quella che è tutta la capacità, le competenze legate alla professione, bisogna anche saper costruire una solida base culturale. Il percorso IP, quindi di istruzione professionale, si articola in un biennio, quindi nei primi 2 anni, e poi in un triennio. Nel biennio i ragazzi acquisiscono delle conoscenze, delle abilità, delle competenze che poi gli serviranno anche per fare la scelta futura, cioè quale indirizzo scegliere. Allora, biennio e triennio si differenziano per cosa? Si differenziano per il numero di ore che vengono studiate nell'area generale o nell'area di indirizzo. Se vediamo al biennio abbiamo una percentuale di ore dell'area generale del 56%, mentre nella parte dell'area di indirizzo del 44%. Al triennio questa situazione si capovolge, aumentano le ore laboratoriali o comunque le ore professionalizzanti e diminuiscono quelle dell'area generale. Cosa ci si aspetta dal triennio e soprattutto cosa vanno a maturare i ragazzi? Innanzitutto vanno a acquisire e a maturare competenze che gli servono per inserirsi rapidamente
nel mondo del lavoro e anche direi stabilmente nel mondo del lavoro. Vanno a fare il percorso PCTO, cioè il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, che sono delle esperienze che rientrano in quella che è quella dimensione duale dell'insegnamento, cioè ore in aula e altre ore fatte sul luogo di lavoro o comunque in attività che richiamano la professione e che sono fondamentali poi per il punto che abbiamo appena citato, l'inserimento nel mondo del lavoro. Studentesse e studenti costruiscono il loro curriculum coerentemente con quello che è il progetto formativo individuale. Sostanzialmente, quando i ragazzi arrivano in questo istituto, gli viene cucito addosso un abito didattico ad hoc, cioè un abito che mette un programma di studio che tende a valorizzare quelli che sono i loro punti di forza. Sempre in questo triennio poi si raggiungono anche le certificazioni linguistiche mediante i progetti Erasmus. Infatti i ragazzi tra il quarto e il quinto anno hanno la possibilità di andare all'estero e di andare all'estero, ad esempio in paesi quali l'Irlanda, la Germania, la Francia, e imparare le lingue di questi paesi, ossia l'inglese, il tedesco o il francese. Ecco, il progetto formativo individuale e la personalizzazione dell'apprendimento. Allora, c'è da dire che nel biennio non ci sono più i debiti, ma i debiti che si possono maturare vengono, diciamo così, recuperati alla fine del secondo anno. Questo è un vantaggio per quei ragazzi che provengono dalla scuola media, che sono ancora un po' immaturi, sono incerti, sono titubanti e quindi hanno bisogno di più tempo per ambientarsi nel nuovo ambiente scolastico. Ecco che questo potrebbe essere per loro un vantaggio. Abbiamo poi i percorsi di PCTO che iniziano già dal secondo anno. I ragazzi vanno 2 settimane in stage e cominciano a conoscere il mondo del lavoro e questo è importante anche per prendere una decisione di cosa fare nel triennio, se fare il percorso di enogastronomia, il percorso di pasticceria, il percorso di accoglienza turistica o se fare il percorso di sala e vendita. Ecco, i risultati attesi alla fine di 5 anni quali sono? Intanto un rapido inserimento nel mondo del lavoro, inserirsi in modo vario nel mondo del lavoro, frequentare percorsi di studio post diploma, iscrivendosi a istituti tecnici superiori che sono dei percorsi molto validi in quanto garantiscono un inserimento lavorativo molto con una possibilità di successo elevata. Poi proseguire i percorsi universitari, cioè iscriversi all'università. Nella nostra scuola sempre più ragazzi accedono all'università e accedono anche con buoni risultati. Allora, per quanto riguarda l'IFP, quindi il percorso di istruzione e formazione personale, si attiva nella nostra scuola nell'anno scolastico 2019-2020. Alla fine di questo percorso triennale i ragazzi acquisiscono la qualifica di operatore della ristorazione con indirizzo servizio preparazione pasti. La differenza tra l'IP e l'IFP si può vedere in questa videata, in particolare lì dove andiamo a vedere che c'è una maggiore attività pratica, quindi maggior numero di ore dedicate ai laboratori, non ci sono debiti formativi tra un anno e l'altro e inoltre gli stage iniziano già dal secondo anno. Come possiamo vedere, al secondo anno ci sono 80 ore di stage che salgono a 160 ore di stage al terzo anno. Allora, perché scegliere di fare un IFP all'interno di un istituto in cui c'è un percorso professionale o un percorso IP? Allora, ci sono varie motivazioni. Una, la possibilità del passaggio del percorso IP al percorso IFP o viceversa, e questo sicuramente è un vantaggio perché si fa tutto all'interno della stessa scuola. Ricordo che ad esempio i ragazzi che fanno l'IP e l'IFP utilizzano gli stessi laboratori con le stesse attrezzature, quindi non c'è
anche questo gap differenziale, che se io ho fatto l'IFP in un'altra scuola, poi mi iscrivo a questa scuola, devo prendere mano con tutta la nuova attrezzatura. Poi direi ancora che un'altra cosa importante è il fatto che ragazzi che si possono iscrivere all'IP poi possono migrare all'IFP, perché magari vedono che il percorso è un po' troppo impegnativo per le loro possibilità o per la loro voglia di studiare. Contrariamente, chi è iscritto all'IFP può trasferirsi all'IP perché magari si è appassionato a certe materie, perché scopre che è importante anche avere una ottima base culturale. Altro elemento importante è il fatto che se ci sono ragazzi con difficoltà possono avere l'insegnante di sostegno, cosa che non avviene in altri istituti IFP che lavorano nel territorio. Da ultimo, i docenti che insegnano l'IP sono gli stessi che insegnano l'IFP, quindi i docenti conoscono i ragazzi conoscono i docenti, e questo può facilitare sicuramente le varie fasi dell'apprendimento. Anche, ad esempio, se un ragazzo finito il terzo anno di IFP volesse continuare, può iscriversi al quarto anno, ma entra in un ambiente che già conosce bene, o perché conosce il laboratorio, perché conosce i docenti con cui magari da cui ha avuto gli insegnamenti. Ecco, una cosa molto importante è questa, quello che è riportato in questa slide. Il Beltrame è una scuola aperta al territorio e concepita come laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Ecco, questo sta a significare che al Beltrame non ci sono solo i laboratori di cucina, non ci sono solo il laboratorio di accoglienza turistica, di sala, bar e vendita di pasticceria, ma per laboratorio si intende un ambiente di apprendimento, dove l'apprendimento è un apprendimento attivo, in cui è attivo perché c'è una didattica che si rifà ad un apprendimento attivo, ad esempio utilizzando tecniche come il cooperative learning o l'imparare facendo le cose. Ecco, e a questo proposito diventa molto importante e fondamentale quello che è un progetto che è nato all'interno del Beltrame, che è Feeling Food. Feeling Food è praticamente una rete di relazioni con soggetti del territorio, come possono essere enti, istituti, associazioni o aziende, con cui si collabora in vari ambiti. Ad esempio, nel caso delle aziende del territorio, delle aziende delle Inox Valley, che è quel triangolo delimitato da Belluno, Treviso e Pordenone, le aziende del settore ristorativo mettono a disposizione dei laboratori della scuola delle attrezzature all'avanguardia, quali possono essere i piani di cottura, le brasiere, oppure possono essere i forni, oppure gli abbattitori di temperatura, in cui i ragazzi imparano ad operare, sono in continuo contatto con queste aziende per un reciproco feedback, ma la sostanza è che quando loro saranno diplomati, entreranno nel mondo del lavoro, conosceranno già le attrezzature che troveranno nei vari ristoranti, nelle varie cucine, oppure potranno essere loro stessi i portatori di innovazione nel settore della ristorazione. Bene, qui ci sono alcune immagini dei nostri ragazzi al lavoro, ad esempio questi sono i ragazzi di cucina che stanno facendo le loro preparazioni, qui vediamo i ragazzi di pasticceria con i loro splendidi prodotti, per poi passare alla sala o al bar in fase di lavorazione o di allestimenti di ambienti in cui si stanno preparando determinati eventi, per poi chiudere con i ragazzi di accoglienza turistica impegnati nella promozione e nell'accoglienza delle persone o dei turisti. Bene, allora io adesso avrei terminato la presentazione. Prima di lasciarvi, andrei un attimino vi condurrei nel nostro sito della scuola. Eccoci qua, andiamo a vedere nell'home page della scuola. Eccoci qua, quando voi entrate nella home page, quindi www.alberghierobeltrame.edu.it, trovate questo link, scusate adesso
sono uscito ma rientro subito. Eccoci qua, cliccate sopra scuola aperta e cosa trovate? Allora, sulla sinistra trovate dei video per l'orientamento. Andateci sopra, trovate 4 video. Ci sono 3 video in cui vengono descritti i percorsi di enogastronomia, di sala bar eventi, accoglienza turistica. Poi c'è un terzo video in cui viene descritto il percorso IFP. Sono molto interessanti perché uno tocca con mano cosa fanno i ragazzi, le competenze che raggiungono. Abbiamo poi, consiglio anche questo link, la rete di impresa. Ecco, cliccando qui, adesso non lo faccio per ragione di tempo, ma se voi entrate in questo link troverete un video molto interessante che vi spiegherà bene qual è la strategia didattica del Beltrame. Tornando indietro e tornando alla schermata iniziale della home page, vi dico di scorrere verso il basso, troverete questo link, mini laboratori solari in presenza. Per chi è veramente interessato a conoscere la scuola, ci sono 3 giornate dedicate a delle visite in presenza. Sono dal 13 al 17 dicembre, dal 10 al 14 gennaio, dal 17 al 21 gennaio. L'orario è dalle 18 alle 19, ma per questo dovete iscrivervi cliccando su questo link, date il consenso alla informativa sulla privacy, cliccate qui per l'iscrizione, eccoci qua, acconsento al trattamento dei dati, ci cliccate sopra e vi prenotate in queste date che sono state indicate. Si possono iscrivere un genitore con un figlio, il genitore deve essere in possesso del Green Pass. Ecco, fatto questo sarete condotti dal personale della scuola o anche dal dirigente scolastico a visitare i vari laboratori e a conoscere dal vivo la nostra scuola. Bene, io a questo punto ho terminato la mia presentazione. Passo la parola ai miei colleghi che vi illustreranno le varie attività che si fanno nei diversi laboratori. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Passiamo adesso la parola al professor Marchi che vi illustrerà il percorso di enogastronomia. Allora, per poter lavorare in questo formaggio similmente schizz, dobbiamo prenderlo, infarinarlo, lo passiamo leggermente in padella antiaderente affinché produca la crosticina in superficie da una parte e dall'altra, dopodiché si taglierà a pezzettoni e si servirà insieme ai funghi. I funghi che noi oggi utilizzeremo sono dei funghi di sottobosco misti, dove all'interno possiamo, come aveva detto bene Alex, trifolarli con aglio, olio e prezzemolo. Per i gnocchi alla piemontese, come vi dicevo prima, abbiamo già messo su le patate. A differenza degli altri gnocchi di patate che normalmente avete sempre fatto, questa volta faremo ogni chilo di pasta di patata lessa, come vi dicevo 120 grammi di maizena e 40 grammi di farina 00, un uovo. Attenzione che faremo delle piccole pepite. Una volta cotta la patata viene passata, schiacciata, posizionata sul tavolo, si inseriscono gli ingredienti che vi ho appena elencato, si forma una pasta omogenea e compatta e dopo piano piano si creano dei piccoli rotolini, si tagliano a pezzettini e li mettiamo subito in abbattitore affinché si consolidano. Nel frattempo vi ricordate che abbiamo preparato un fondo bruno. Bene, del fondo bruno andremo a ridurlo, creeremo dei migras, perché abbiamo i gnocchi alla piemontese. I gnocchi alla piemontese hanno come base fondamentale demi-glace e funghi. Tiramisù, piatto tipico della tradizione non solamente nostrana qua del Trevigiano, ma è diventato un piatto internazionale. Tanto è vero che c'è qualcuno che attesta è nostro veneto, è friulano, non spetta a me a definire di chi è. Innanzitutto rigorosamente mascarpone. Noi abbiamo utilizzato delle dosi oggi che sono tipiche della terra nostra. Ogni 600 grammi di mascarpone andremo ad utilizzare 6 tuorli d'uovo, 9 cucchiai di zucchero. Lo zucchero e i tuorli d'uovo serviranno per creare questa spuma. Per far sì che il granello di zucchero non si senta in bocca,
dovremo preparare uno sciroppo di zucchero. In che modo? Prendiamo i 9 cucchiai di zucchero, aggiungeremo circa mezzo bicchiere d'acqua, porteremo a 100 gradi l'acqua affinché si sciolga lo zucchero e all'interno di una planetaria dove avremo sgusciato il tuorlo d'uovo verseremo a filo questo sciroppo che andrà non a cuocere ma a semi-pastorizzare il tuorlo d'uovo. In questo modo lo zucchero si è sciolto, il tuorlo d'uovo monta e fino a quando non si raffredda non andremo ad aggiungerci il mascarpone. Solo a quel punto il mascarpone stemperato verrà aggiunto a questa massa, ok? La massa che vi ho appena detto, tuorli d'uovo e zucchero con sciroppo, si chiama pâte à bombe. Pâte à bombe, questo è il termine tecnico che viene utilizzato. A questo punto andremo ad aggiungere alla pâte à bombe fredda 3 albumi montati a neve ben ferma. Abbiamo creato la massa che ci servirà da stratificare per il nostro tiramisù. È ovvio che, come tutti voi ben sapete, nel tiramisù ci vanno i savoiardi, corretto? Prepareremo un caffè, lo semi-zuccheriamo, ci mettiamo un po' di marsala e andremo ad intingere i savoiardi in velocità all'interno di questo caffè aromatizzato e all'interno di una tazza piuttosto che di un bicchiere, come volete, andremo a crearci il nostro tiramisù. Van bene 2 dosi, per cui partiremo con un po' di base di crema, il nostro savoiardo intinto nel caffè, la crema, savoiardo intinto, concludiamo con la crema. Un piccolo particolare, il tiramisù bisognerebbe prepararlo, metterlo tra virgolette a covare in frigorifero e mangiarlo il giorno dopo, o addirittura fatto la mattina alla sera al massimo. Perché? Perché deve riposare, deve stabilizzarsi un attimo. Mangiato subito non ha lo stesso significato che mangiarlo dopo un giorno. Prima di servire, spolverata di cacao, non ci sono altre soluzioni. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi e buonasera anche ai genitori. Siamo nei corridoi dell'Alberghiero Beltrame. Andiamo a vedere all'interno della cucina verde cosa sta succedendo. Buonasera e benvenuti all'interno del laboratorio. Siamo nel laboratorio verde del Beltrame. Quelli che vedete in questo momento qua che stanno operando sono i ragazzi del 3° anno. Stanno facendo una pratica ordinaria e a questo punto porrei subito una domanda a Nicole che è qui vicino a me. Buongiorno, sono Nicole Mucignato della classe 3ª GE, settore cucina. Oggi siamo qui per esporvi il settore enogastronomia cucina. Quelli che vedete all'opera sono ragazzi, miei colleghi del 3° anno, impegnati in un'attività di laboratorio utile per conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze previste nel PECUP, ovvero un profilo educativo, culturale e professionale per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado. Fin dal 1° anno gli studenti del nostro istituto hanno la possibilità di vivere una serie di esperienze nel laboratorio di cucina. Ovviamente prima di affrontare la didattica laboratoriale è necessario acquisire una serie di concetti teorici, ossia i saperi fondamentali della disciplina utili per poter acquisire quelle strategie professionali spendibili poi anche nel mondo del lavoro. Infatti si parte dallo studio delle materie prime fino ad arrivare alla loro trasformazione, operando rispetto alla sicurezza igienico-sanitaria. Tra gli argomenti di studio, oggi più che mai fondamentale importanza la ricopre la cucina del territorio e i prodotti locali, i piatti nazionali ed extraeuropei, soffermandosi in particolare sull'innovazione tecnologica e sulle nuove tendenze della cucina. Nel corso dell'ultimo anno particolare attenzione viene posta all'organizzazione del lavoro, allo studio di un layout di cucina e alle particolari esigenze nutrizionali del cliente. No, va benissimo. Allora Maurizio, eccoci qua. Adesso dalla cucina verde entreremo in cucina rossa dove c'è il collega Daniele Ciliberti che sta operando con un'altra classe 3ª. Andiamo. Ecco, allora abbiamo sentito l'esperienza di Annalisa, adesso stiamo inquadrando il professore Ciliberti che ci vuole così spiegare un attimo quello che sta facendo con la sua classe 3ª. Allora, oggi abbiamo un menù tipicamente veneto, quindi qui i ragazzi stanno preparando dei tortini
con i carciofi che poi verranno abbinati a una crema di formaggio. Hanno preparato una base di pasta brisée, come vedete stanno procedendo adesso a foderare gli stampini per poi andare a creare l'impasto. Qui invece i ragazzi sono organizzati per la preparazione degli gnocchi, quindi abbiamo tutte le preparazioni di base, dalle patate agli altri ingredienti che verranno poi assemblati per fare gli gnocchi, e questa insomma è la prima organizzazione, quindi si parte con le basi, con l'allestimento della mise en place di tutti gli ingredienti per poi procedere a tutte le varie fasi della lavorazione. Andiamo a vedere quello che sta facendo il collega Ingletto in Cucina Gialla. Lui è uno dei responsabili del gruppo IFP, un percorso completamente diverso a quello che abbiamo visto finora. Andiamo. Siamo dal professor Ingletto. Permesso? Buongiorno ragazzi, buongiorno a lei professor Ingletto. Il professor Ingletto segue un percorso che è parallelo al percorso ordinario, il percorso IFP. A lei la parola professor Ingletto. Buongiorno. Esattamente, come diceva il collega Marchi, da qualche anno la nostra offerta formativa si è arricchita e anche dal prossimo anno scolastico scegliere il Beltrame potrebbe voler dire scegliere il percorso IFP. Infatti Alice adesso ci spiegherà in cosa consiste questo nuovo percorso di studi. Il corso IFP, Istruzione e Formazione Professionale, si articola in 3 anni, alla fine dei quali si riceverà un diploma addetto alla preparazione pasti. Nel corso dei 3 anni vi è la possibilità di acquisire delle informazioni che serviranno anche nel mondo del lavoro. Infatti le tematiche trattate nel corso del triennio sono numerose: l'igiene, il sistema HACCP, l'antinfortunistica e l'elaborazione dei piatti tipici nazionali, internazionali e regionali. Il percorso prevede anche una solida preparazione pratica, ma anche un'attenta preparazione teorica. Proprio perché un cuoco non deve solamente saper cucinare, ma deve anche conoscere le caratteristiche da utilizzare, cioè le caratteristiche delle materie prime, deve conoscere la gestione del magazzino, l'acquisto delle merci e una corretta alimentazione e le regole per una corretta alimentazione e le patologie legate ad essa. Adesso andiamo dal professor ancora Ingletto che ci deve parlare un po' del project work. Andiamo. Ben arrivati nuovamente, siamo sempre qui all'interno dell'Istituto Alfredo Beltrame, siamo davanti al bar blu dove la classe terza in questo momento sta operando. La nostra scuola, come si è capito, è una fucina di talenti ed è per questo motivo che una formazione a tutto tondo richiede che gli allievi sappiano anche progettare. È con questo spirito che vorremmo parlare del Project Work. Il Project Work è un progetto veramente innovativo che spinge i nostri allievi a mettersi alla prova realizzando una vera e propria progettazione reale, ossia la progettazione di un'azienda ristorativa. Ma non voglio dirvi di più perché abbiamo pensato che Marianna, studentessa della classe quinta F, fosse la persona giusta ad illustrarvi brevemente il progetto. Buonasera, sono Marianna Zero, frequento la quinta F nel settore enogastronomico e sono qui oggi a riassumervi brevemente, anche se non è facile, l'esperienza di Project Work. Infatti, a conclusione dell'esperienza di tirocinio e in vista degli esami di Stato, siamo tenuti ad andare a progettare e a ideare un'impresa nel settore enogastronomico. La realizzazione di questo progetto prevede innanzitutto la reale fattibilità dell'idea e che dove innanzitutto bisogna andare a identificare il territorio in cui si vuole andare a collocare la propria impresa con la conoscenza delle normative vigenti in quel territorio in materia di sicurezza alimentare e sicurezza nei luoghi di lavoro e non meno più importanti la normativa di riferimento per la privacy e la sostenibilità. Quasi dimenticavo di dire che è importante saper utilizzare il computer, tanto che il progetto va presentato su un supporto multimediale. Possiamo definire quindi questa esperienza come una sorta di prova esperta, dove andiamo a mettere a frutto le enormi conoscenze che abbiamo acquisito durante questo periodo in classe, ma anche durante l'esperienza di stage. Il Project Work va a presentare un'opportunità perché va a fornire la possibile partecipazione a dei corsi presso a delle scuole di alta formazione e specializzazione che vengono messe a disposizione
dai partner dell'istituto. Infatti durante il quinto anno si faranno numerosi master per la stesura del project work. Adesso, dopo aver sentito quello che ci ha raccontato la ragazza per ciò che riguarda il project work, andiamo di nuovo nei laboratori e nel laboratorio azzurro dove c'è la professoressa Marcon che ci sta aspettando. Andiamo. Maurizio, siamo arrivati di nuovo nei laboratori in dimostrativo, nella cucina dimostrativa dove c'è il professore Ingletto ma soprattutto la professoressa Marcon che ci sta aspettando con la propria classe. Grazie al professor Marchi, ben ritrovati, siamo all'interno del laboratorio dimostrativo. Ringraziamo soprattutto gli studenti della classe quarta MP, ringraziamo la loro insegnante, la professoressa Marcon. Prima di passare la parola alla studentessa è bene dire che siamo all'interno del gioiello dell'istituto, all'interno del laboratorio da noi chiamato Blu, ma in realtà grazie ad una progettazione finanziata dalla Banca Prealpi San Biagio il laboratorio prende il nome di Feeling Food Beltrame. Non voglio dirvi di più perché concedo la parola alla studentessa Marianna che ci illustrerà appunto i dettagli del laboratorio. Nel laboratorio artigiano didattico enogastronomico definitosi Feeling Food Beltrame. Ci troviamo all'interno del laboratorio Blu che presenta una smart kitchen con un blocco di cottura lineare che ha una piastra a induzione, una piastra elettrica, un forno equivalente e un bollitore. E successivamente si ha uno smart corner. Oltre alla Smart Kitchen, il laboratorio Blu presenta la Smart Corner, il quale è un'idea innovativa per l'istituto, tanto che va a permettere di andare ad introdurre le innovazioni del settore. Lo Smart Corner è dotato del forno trivalente e della battitrice di temperatura, i quali possono essere guidati entrambi da remoto. Queste attrezzature sono fornite dalla Inox Valley, che è il luogo in cui dove si localizza la scuola. Poi si ha la battitore di temperatura della Irinox. Entrambe queste attrezzature permettono la sostenibilità, tanto che si ha un risparmio energetico. Poi si ha un'impastatrice, delle mescolatrici, una macchina per temperare il cioccolato e l'ultimo gioiello della scuola è il bagno termostatico che permette di andare a permettere la cottura sotto vuoto. Come ho detto prima, lo Smart Corner permette di andare ad introdurre le innovazioni del settore. Infatti, da un lato ci sono le difficoltà delle aziende ad andare a proporre ai nostri ristoranti le innovazioni del settore che richiedono appunto un supporto digitalizzato, che solamente noi giovani possiamo andare ad introdurre all'interno di questo settore. Dall'altro lato invece va a permettere all'istituto di mettersi a passo con i tempi, in modo da andare a colmare quelle mancanze che spesso si presentano alla fine del percorso di studi e quelle necessarie per entrare all'interno del mondo del lavoro. Il corner è il posto in cui è possibile sperimentare le nuove tendenze tecnologiche del settore, perché va a offrire a noi studenti la possibilità di fare delle esperienze come se fossimo in una reale dimensione lavorativa. La realizzazione di questo laboratorio Blu ha permesso alla scuola di avvicinarsi notevolmente al mondo del lavoro, in quanto va a favorire il consolidamento di competenze necessarie alla fine del nostro percorso di studi. Concludo dicendo semplicemente che la presenza di un laboratorio così innovativo, con delle attrezzature così tecnologiche all'interno dell'istituto, ha permesso a dare un valore aggiuntivo a ciò che va al termine del nostro percorso di studi, rendendolo altamente sfidante e pronto ad accogliere le esigenze del territorio e la fattiva collaborazione con dei partner. Inoltre, la classe di enogastronomia insieme alla classe di pasticceria è andata a ricreare un buffet che purtroppo non siete qui oggi ad assaporare e a sentire i profumi, ma che abbiamo preparato e ideato apposta per voi.
Passiamo adesso la parola alla professoressa Marcon, che vi illustrerà il laboratorio di gelateria, pasticceria e arte bianca. Buonasera, ci troviamo all'interno del laboratorio blu, uno dei 4 laboratori dell'istituto, dove normalmente operano gli alunni di arte bianca e pasticceria. Quella che vedete all'opera adesso è una classe quarta, impegnata in varie preparazioni proprio per farvi vedere il funzionamento di questo laboratorio e tutte le attrezzature che abbiamo a disposizione. Questo percorso è attivo ormai da 7 anni e in questi 7 anni siamo davvero cresciuti molto sia come programmazione ma anche sotto il profilo tecnologico. Ora, mentre alcune ragazze vi presentano il percorso triennale, vi facciamo vedere alcune preparazioni di pasticceria. Buonasera, mi chiamo Sara Giacomazzi e frequento il 4º anno di pasticceria. Oggi siamo qui per spiegarvi in cosa consiste. Chi si diploma in questo settore ha la possibilità di intervenire nella produzione di prodotti dolciari e da forno e conosce la pasticceria in generale, i lievitati, le lavorazioni del cioccolato, la gelateria e i prodotti da laboratorio, fino alla pasticceria innovativa e moderna di tendenza. Si impara a selezionare le materie prime, a conservare il prodotto e a venderlo nel modo più corretto e accattivante possibile. Durante il terzo anno si lavora molto sulle basi di pasticceria, in particolar modo sulle creme, il cioccolato, il gelato e si fa molta attenzione al prodotto tipico e alla pasticceria del territorio. Anche in quarta si approfondisce la pasticceria europea e la gelateria più elaborata. Si svolgono delle attività con degli esperti di cake design, cioccolato e gelateria. In quinta infine si lavora sulla pasticceria moderna con glasse e torte stratificate e i dessert da ristrutturazione moderna. Anche durante quest'ultimo anno si lavora con esperti sulle decorazioni, sulla panificazione e sull'abbinamento vino-dessert. Particolare attenzione durante il quinto anno viene posta nell'aspetto dietetico e alle esigenze nutrizionali del cliente, soffermandosi sugli alimenti dietetici e tecnologici più moderni. Come per l'indirizzo di enogastronomia si partecipa a manifestazioni, fiere e visite tecniche e si effettuano 2 importanti periodi di PCTO in aziende specializzate quali laboratori di pasticceria o direttamente in ristorante per apprendere le tecniche del dessert al piatto. Le ragazze ora stanno lavorando su un'impastatrice a braccia tuffanti per impastare un pan brioche. Questa è una delle tante attrezzature che abbiamo per impasti lievitati e panificati. Questa è una temperatrice e ci aiuta moltissimo nella produzione di praline perché ci permette di temperare il cioccolato a una temperatura ottimale. Adesso Marianna ci fa vedere come si può preparare una camicia per una pralina utilizzando il cioccolato temperato.
I ragazzi, come dicevano prima le studentesse, si specializzano anche nella produzione del gelato. Partono dalla scelta delle materie prime, quindi preparano la miscela, la pastorizzano, la fanno maturare per poi arrivare al mantecatore. Per avere una formazione ancora più completa noi facciamo intervenire degli esperti del settore sia in terza che in quarta per preparare i ragazzi nei gusti base alla crema, alla frutta, e quest'anno anche approfondiremo quello che è il gelato gastronomico, quindi per preparazioni salate. Ecco, a questo punto la miscela è stata mantecata, qui abbiamo un fior di latte, il gelato esce a una temperatura di meno 9 gradi. A questo punto il gelato è pronto. E questa ricetta si può variegare con cioccolato, frutti di bosco, fragola, eccetera. Ecco, questa è la variegatura al cioccolato, che rende il gelato più interessante sicuramente. Adesso passo la parola ai ragazzi della Sala Blu, a voi la linea. Benvenuti, sono Rachele e frequento il quinto anno del settore Sala Bar e Vendita. Io e Antonella siamo qui per raccontarvi alcune esperienze fatte in questi 5 anni che ci hanno aiutato a crescere dal punto di vista professionale ma anche personale. Ora Antonella vi spiegherà alcune esperienze fatte in lingua francese. Bonsoir à tous, je suis Antonella, une étudiante de 5e année filière salle, bar et vente. J'ai commencé à fréquenter l'école hôtelière en 2017 parce que j'aime bien l'idée de travailler en étroite collaboration avec les clients en les conseillant au mieux dans les choix gastronomiques à table. Au cours de ces 5 années, j'ai appris beaucoup de choses, pratiques et théoriques. Être serveuse ne signifie pas seulement apporter des assiettes à table, mais aussi savoir comment les servir aux clients. J'ai bien appris que sans les bases de la théorie, il n'est donc pas possible d'effectuer un bon service. Plus, au cours de la 4e année, j'ai eu l'occasion de participer au projet Erasmus, organisé pour permettre aux étudiants d'effectuer un stage dans un pays de la communauté européenne. J'étudie 2 langues étrangères, le français et l'anglais, depuis presque 5 ans. Et elles m'ont donné la possibilité de bien comprendre leur importance dans le monde de la restauration en général. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de devenir serveuse, mais je ne m'attendais jamais d'arriver jusqu'à ici. L'hôtel d'hôtellerie et restauration, si elle est fréquentée avec une telle passion pour le travail et le désir de le faire, vous permettra de réaliser tous vos rêves. Antonella ha deciso di frequentare l'Istituto Alberghiero perché le piace il lavoro di squadra e stare al contatto con la gente. Ha compreso che per saper lavorare bene nel settore sala bar e vendita c'è bisogno di avere esperienze pratiche unite allo studio delle materie teoriche. Antonella ha avuto la possibilità di fare il progetto Erasmus che dà la possibilità agli studenti di fare un tirocinio in un paese della Comunità Europea. In questo caso la mia compagna è al termine del suo percorso formativo, è contenta delle sue esperienze fatte in questi 5 anni e degli obiettivi raggiunti. Abbiamo deciso di proporvi questa presentazione in lingua francese perché è importante sapere le lingue straniere nel nostro settore per sapere quello che vuole il cliente, per interagire con lui e inoltre essere all'altezza di quello che richiede.
Buonasera ragazzi. Buonasera. Gradite qualcosa? Allora, per me un caffè macchiato, grazie. Allora, io una piadina e un bicchiere d'acqua. Certamente. Come va? Lei? Sì, dai. Siamo sì, tutto a posto, grazie. Siamo vicini alle vacanze di Natale, no? Siete stanchi? Impegnativa sto anno, dobbiamo impegnarci con l'esame. Come sempre. Grazie. Com'è il lavoro oggi? Non c'è tanta gente, Bene. Bene. così andiamo a servire bene i clienti. Mi raccomando il caffè. Sì, grazie, di canna. Ecco, molto bene. Bene, benissimo. Qualche macchiato? Ecco lei. Bene. Molto bene, grazie. Alfonso, tutto bene te? Sì, dai. Procede tutto bene. Dai, manca poco. Torniamo in vacanza. Bene, il caffè è fatto bene. Ha un bel aspetto. Grazie mille. Buonasera, siamo gli alunni della classe quinta di S del settore sala bar e vendita. Io sono Alvise. Io sono Giovanni. Io sono Antonella. Oggi ci troviamo al Bar Blu, uno dei nostri laboratori presenti all'interno del nostro istituto. In questo laboratorio, oltre a svolgere una normale esercitazione, abbiamo anche l'opportunità di esercitarci nel servizio bar e caffetteria al personale all'interno dell'istituto. In questo bar possiamo trovare prodotti di caffetteria come cappuccini, macchiatoni, espressi, tè infusi e nel periodo invernale un'ottima cioccolata calda. Adesso troviamo Giovanni che ci mostra come preparare un caffè. Per prepararlo bisogna aggiungere il caffè macinato, che deve essere all'incirca di 7 grammi, e bisogna pressarlo molto bene. Dopo la macinatura e la pressatura del caffè, il caffè scende in 30 secondi lineare. Il caffè scende 30 secondi lineari, color crema nocciola e con delle piccole striature color testa di moro. Inoltre prepariamo delle ottime spremute e estratti di frutta e verdura rispettando la stagionalità del prodotto. Al mattino possiamo trovare delle ottime brioche, delle sfogliatine farcite e un ottimo yogurt con frutti di bosco. Alla pausa pranzo i docenti potranno ordinare dei toast, delle piadine, dei tramezzini e dei panini farciti, preparati da noi ragazzi, valorizzando il prodotto del territorio. Il Bar Blu consente agli studenti di sviluppare numerose competenze. Abbiamo la possibilità di sperimentare la gestione del magazzino, impariamo a compilare le schede tecniche dei prodotti, a calcolare il costo delle materie prime e a definire i prezzi delle pietanze che proponiamo. Inoltre impariamo anche a organizzare il servizio e al termine delle nostre pratiche riordiniamo i laboratori. Al Bar Blu le pratiche ci consentono di prepararci in occasione di gare e concorsi, per cui vengono anche degli esperti esterni che ci svolgono delle lezioni con degli approfondimenti che a scuola non sempre sono apprendibili. Ora noi abbiamo terminato, passiamo la parola ai nostri colleghi in sala e buona continuazione. Buonasera, sono Rachele e frequento il quinto anno del settore sala bar e vendita. In queste giornate di scuola aperta abbiamo allestito il laboratorio in modo da darvi un'idea sulle attività che svolgiamo durante le esercitazioni e che fanno parte del nostro percorso scolastico. Abbiamo allestito il buffet con l'attrezzatura necessaria ai sommelier
per servire le varie tipologie di vino. Nel ristorante, come al bar, il settore bevande è importante perché richiede conoscenza dei prodotti e delle regole di servizio e competenza nel creare i giusti abbinamenti tra bevande e cibo. Marco sta decantando un vino rosso invecchiato. La decantazione serve a far ossigenare il vino e a separare i sedimenti e infine si va a verificare la limpidezza. Sul buffet possiamo trovare il termometro per misurare la giusta temperatura di servizio del vino. Inoltre possiamo trovare l'attrezzatura che serve al sommelier per servire il vino e delle diverse tipologie di bicchieri, come ad esempio la flûte che serve per gli spumanti secchi per valorizzare il perlage e la coppa per gli spumanti dolci per esaltare il loro profumo intenso. Inoltre qua troviamo Clyde che si è preparato per servire uno spumante ai nostri ospiti. Buonasera, sono Amunto e ora passiamo alla mise en place. L'allestimento di tavoli della sala è molto importante, deve essere adeguato al menù e al servizio proposto e deve essere completato con decorazioni che riguardano lo stile del locale e il tipo di evento. Qui possiamo trovare la preparazione di 2 coperti con il piatto segnaposto, il tovagliolo, le posate necessarie all'assaggio delle diverse pietanze e il bicchiere per la degustazione del vino scelto in abbinamento. In questo momento Eleonora sta servendo l'antipasto all'italiana. Si avvicina alla destra del cliente e porge il piatto. In questo momento Bintu sta eseguendo un servizio al Geridon. Questa tipologia di servizio è molto importante perché elabora il piatto davanti al cliente e permette di soddisfare eventuali sue richieste. Durante i 5 anni abbiamo la possibilità di esercitarci sull'organizzazione e la realizzazione di varie tipologie di eventi, come ad esempio banchetti, buffet oppure serate a tema all'interno dell'istituto o in locali esterni, in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Grazie mille per la visione, un saluto a tutti i ragazzi delle medie. Siamo i ragazzi di 4L Sale Vendita. In questo momento stiamo raffreddando il Boston Shaker. In seguito raffreddiamo la coppetta doppia Martini. Iniziamo a preparare i cocktail con la crema di latte 3CL. In seguito aggiungiamo 3CL di crema di cacao. Infine aggiungiamo 3CL di cognac. Andiamo a shakerare i cocktail. Svuotiamo la nostra coppetta dal ghiaccio.
e versiamo il cocktail. Il cocktail in questione è un Alexander, un after dinner come decorazione finale aggiungiamo la noce moscata. Buongiorno, siamo alunni della quarta di Sala Bar e Vendita e oggi prepareremo delle pesche flambé con gelato. Il mio compagno sta mettendo nella padella la sostanza grassa, che in questo caso è il burro. Con questa forchetta infilzata nel limone sta mescolando il burro e il limone, abbiamo usato il limone apposta per, oltre a rilasciare delle sostanze aromatiche, per evitare il contatto tra metallo e metallo della forchetta e della padella. A questo punto aggiungiamo dello zucchero per caramellizzare e continuiamo a mescolare con la forchetta infilzata nel limone. A questo punto aggiungiamo un succo che può essere di qualsiasi genere, succo d'arancia, succo di fragola, succo di limone, è indifferente. Continuiamo a mescolare. Arrivati a questo punto aggiungiamo la pesca sciroppata . Alziamo il fuoco e continuiamo a mescolare. Giriamo la pesca sciroppata per poter assorbire da entrambi i lati. A questo punto inseriamo nel composto un prodotto alcolico che sarà quello che farà attivare il processo di flambé. Come vedete infatti il prodotto alcolico ha formato questa fiamma che è molto bella da vedere all'occhio.
A questo punto spegniamo il fuoco. Ora prendiamo la pesca sciropata e la inseriamo in questo calice. Prendiamo il gelato, può essere di qualsiasi gusto, e lo inseriamo. Dopodiché prendiamo il caramello rimasto nella padella e lo inseriamo anche questo. E ecco qui pesche sciropate flambé congelato. Adesso ci colleghiamo con i ragazzi di accoglienza turistica. In English, the name of our school is Hotel and Catering School Alfredo Beltrame, Services for Hotel Hospitality, Food and Beverages. The school is located 10 minutes walk from the bus and the train station and not far from the city center. Il nome della scuola è Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame, Servizi per l'Ospitalità e la Ristorazione. La scuola si trova a circa 10 minuti dalla stazione degli autobus e dei treni e non molto lontano dal centro città. The school offers a so-called Biennio Comune, a 2-year course focused on the main basic subjects. At the end of the biennio, the students choose among 4 different specialization. La scuola offre il biennio comune, 2 anni di corso focalizzati sulle materie principali. Alla fine del biennio gli studenti scelgono tra 4 differenti specializzazioni. The school takes the name from Mr. Beltrame, who was a famous chef. About 1,000 students, divided in 40 classes, are attending the schools, which offer courses in 4 different sectors. About 164 teachers are composing the staff, including a great number of remedial teachers for disabled students. La scuola prende il nome dal signor Alfredo Beltrame, che è stato un famoso chef. Circa 1000 studenti frequentano l'istituto, il quale offre 4 differenti settori. Circa 164 insegnanti compongono lo staff, incluso un grande numero di insegnanti di sostegno per gli alunni che ne necessitano. Buongiorno a tutti, siamo Sina, Giulia e Silvi. Frequentiamo il 3° anno dell'articolazione accoglienza turistica. Siamo molto contenti di potervi illustrare questo settore che abbiamo scelto per svariati motivi. Ci piace molto viaggiare, stare a contatto con le persone, comunicare, ma soprattutto siamo molto affascinati dalle lingue straniere e dalle bellezze che il nostro territorio ci offre. Grazie alle materie che studiamo e al nostro percorso di studi che prevede esperienze di stage in aziende turistico-alberghiere, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi interni ed esterni all'istituto e visite tecnico-professionali, maturiamo molte competenze che ci permettono di lavorare in diversi ambiti del settore, come ad esempio nelle strutture ricettive dove possiamo operare al front office, nelle agenzie di viaggio per la realizzazione e la vendita di itinerari e pacchetti turistici, negli uffici di informazione turistica e nelle agenzie di organizzazione eventi per la progettazione e lo svolgimento degli eventi stessi. Durante le esercitazioni pratiche che svolgiamo in questo laboratorio utilizziamo molti strumenti tecnologici che migliorano giorno dopo giorno le nostre competenze digitali. Ci serviamo di tutto il pacchetto Office e in particolar modo del programma di videoscrittura Word ed Excel. Impariamo ad utilizzare vari software come il gestionale alberghiero, altri strumenti che ci permettono di lavorare online come Canva, per la preparazione di materiale pubblicitario e informativo. Buongiorno a tutti, sono Laura e ora mi presenterò in inglese. I attend the 3rd year of Tourism and Hospitality. I'm cheerful, funny, friendly and very organized. I like to manage a group and adapt to any person. I'm also a shy person. For this, I've chosen the hospitality sector to open myself. When I grow up, I would like to have a family business in the restaurant sector or became a flight hostess. After high school, I would like to go to a language university. In fact, my dream is to travel the world and I would like to learn English language very well. Have a nice day!
Buongiorno, sono Rosalba e frequento il quinto anno di accoglienza turistica. Io sono Ilenio, buongiorno e frequento anch'io il quinto anno di accoglienza turistica. Al momento ci troviamo nel nostro laboratorio e questo è il front office. Qui i ragazzi potranno imparare a conoscere il mestiere del receptionist, a occuparsi della gestione di una struttura ricettiva, a preparare prodotti pubblicitari tramite Canva, Publisher, PowerPoint o Word. In questo laboratorio i ragazzi impareranno ad accogliere e gestire il flusso dei clienti che soggiornano in diverse località, in diverse strutture e a promuovere numerosi eventi del territorio. Questo grazie anche allo studio di numerose materie come scienze e cultura dell'alimentazione, diritto e tecniche amministrative e tecniche della comunicazione. Impareranno anche a dialogare in lingua straniera con lo studio di lingue straniere come francese, inglese e tedesco. Anche noi a nostra volta abbiamo fatto particolari eventi come la cena ecumenica, l'accoglienza dei genitori, l'accoglienza dei professori e ogni volta che loro venivano era nostro compito indirizzarli e far capire loro cosa dovevano fare. Questo percorso di accoglienza turistica permetterà ai ragazzi di svolgere un periodo di tirocinio e di lavorare in strutture ricettive come alberghi, agenzie di viaggio, agenzie di promozione del turismo e degli eventi. I nostri compagni ora vi mostreranno dei dialoghi in lingua per dimostrarvi cosa abbiamo imparato in questi 5 anni. Buongiorno, siamo Sofia ed Emma. Oggi siamo qui a farvi ascoltare un dialogo in lingua tedesca per una richiesta di informazione tra cliente e receptionist. Buon ascolto. Guten Tag, herzlich willkommen bei unserer Hotellabbio. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte gerne ein Zimmer reservieren. Gerne, für wann? Ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? Ein Doppelzimmer bitte, vom 25. bis 27. November. Nur einen Moment bitte, ich schaue mal. Wir haben ein wunderschönes Zimmer für Sie. Unsere Bio-Junior Suite Arnica ist 40 Quadratmeter und verfügt über Dusche, Baden, Sitzsäcke, Balkon und WLAN natürlich. Es liegt im 3. Stock und hat ein tolles Panoramablick auf das Tal. Und was kostet dieses Zimmer? Es kostet 198 Euro pro Person und pro Tag nach Pensionen. Sauna, Fitnessraum, Schwimmbad sind im Preis inklusive. Und was bieten Sie? Wir haben ein Frühstücksbuffet mit regionalen und biologischen Produkten und Abendessen mit dem Menüs. Gibt es Veranstaltungen in diesen Tagen? Ja, morgens im Zentrum sind die Bauernmarkt mit biologischen und traditionellen Produkten, wie zum Beispiel Speck, frisches Brot, Honig, Käse. Oh, sehr interessant. Vielen Dank für die Information. Jetzt muss ich gehen. Ich schreibe Ihnen eine Mail und bestätige meinen Aufenthalt bei euch. Gerne, ich danke Ihnen. Schönen Tag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Good morning, madam. Welcome. How can I help you? Well, I have a reservation for today for Karima Benabibi. Okay, just a second, let me check. Oh yes, we have a reservation under the name Karima Benabibi for 2 persons in a double room. Is it right? Yes, it's correct. Perfect. Would you like to check in now? Yes, please. Okay. Could you give me your credit card and your card number or password? Okay, yeah, sure. Here it is. Thank you. This is the document of the privacy. You can sign it, please. Sure. Thank you. Here it is. Thank you. These are your documents. Oh, thank you. So, I will tell you some information. The breakfast is served from 8 to 10 o'clock. In your room you can find a mini bar. Your room is number 10. Here is it. Oh, thank you. Can I ask you a question too, please? Yes. Well, I heard there's a place in Conegliano called Prosecco Hills. Yes, you are right. So, these are 2 declium of the area. Oh, thank you. The area of Conegliano and Valdobbiadene Hills has been recognized UNESCO World Heritage in Azerbaijan in 2019. The many characteristics of the area are the whole-back appearance, that in Italian is dorsale maiale, that describes narrow,
that describes hills with narrow and steep slopes. The so-called ciglione that describe a typical and a particular type of terracing. And this type of terracing with grass-covered soil instead of stones. This type of terracing helps to fix steeps and reduce the soil of erosion. The mosaic landscape. The vineyards are interconnected by wooded area that preserve a typical and a local ecosystem. So, this is the area of Conegliano and Valdobbiadene Hills with 19,700 square kilometers. You can find 15 municipalities with 2 important towns, Conegliano and Valdobbiadene. Cool. Okay. So, this is yours. You thank can you. stay in contact with the nature. You can looking mosaic landscape and you can taste our typical wine. Oh, thank you. Thank you. You're welcome. Bye. Buongiorno, ci troviamo nel back office del laboratorio di accoglienza turistica. Io sono Nicolò, frequento il terzo anno dell'articolazione accoglienza turistica e insieme ai miei compagni Marco, Ilaria, Gaia. stiamo simulando di lavorare in un'agenzia di viaggi specializzata nel turismo esperienziale. Seguendo il nostro programma di studio che stiamo affrontando in questo momento in arte e territorio, ovvero l'arte della preistoria e le incisioni rupestri della Val Camonica, stiamo progettando un itinerario esperienziale basato sulla valorizzazione del territorio compreso tra le province di Trento, Brescia e Verona. Questo itinerario è progettato per un target familiare e comprende la visita al Parco di Artesella in Val Sugana, parco in cui la natura si trasforma in arte contemporanea, ricco di opere realizzate con sassi, tronchi, rami e foglie, al Parco delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo in Val Camonica, dove all'interno di un'area naturalistica dei 3 comuni lombardi si possono ammirare le prime manifestazioni artistiche umane. Una straordinaria testimonianza sugli usi e costumi di una società antica, pensata e risalente a circa 8.000 anni fa. Prevede poi un momento di relax presso le Terme di Sirmione ed infine si concluderà a Verona visitando l'arena e la sua città. Quanti notti lo facciamo durare il tour? 3-4 notti. Buongiorno, sono Nicole della classe quarta E di accoglienza turistica. Quest'anno, in collaborazione con i docenti di Scienze dell'Alimentazione, Arte e Territorio e Accoglienza Turistica, stiamo progettando itinerari enogastronomici e culturali della Regione Veneto e delle restanti regioni italiane. Queste attività permettono ai studenti di poter approfondire e conoscere gli aspetti enogastronomici, culturali, storici, valorizzare inoltre le tradizioni e le località promuovendo il Made in Italy del nostro paese. Inoltre possiamo conoscere i siti UNESCO che hanno lo scopo di tutelare gli aspetti enogastronomici, culturali, storici, naturalistici, paesaggistici, come le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, inserite nella lista mondiale del patrimonio dell'umanità nel 2019. In quest'area inoltre verrà attuato un percorso, un cammino di 52 km con partenza a Vidor e arrivo a Vittorio Veneto. I viaggiatori potranno ricevere una credenziale su cui verranno apposti i timbri per ogni tappa. Come potete vedere in questo momento i miei compagni stanno appunto svolgendo questa attività con la ricerca nei siti internet e nel materiale informativo. Buongiorno, sono Karima Benabibi, frequento la classe quinta dell'indirizzo accoglienza turistica. L'accoglienza turistica non sta soltanto nell'accogliere il cliente che viene a visitare le nostre località, ma anche nel saper promuovere il territorio che ci circonda. Per questo è molto importante conoscere il territorio che ci circonda, la sua offerta e i cambiamenti del mercato, tenendo conto sempre delle esigenze del cliente. Inoltre ci aiuta molto la materia di indirizzo Scienze dell'Alimentazione, in cui studiamo i prodotti tipici
del territorio che ci circonda, e poi abbiamo anche storia dell'arte in cui mettiamo in risalto tutti quegli aspetti culturali, storici, artistici e quindi tutto il Made in Italy. Inoltre durante le nostre attività svolgiamo anche itinerari turistici un po' diversi da quei soliti classici, in cui cerchiamo di risaltare le località meno visitate e i borghi per dare più visibilità, e inoltre cerchiamo di creare anche itinerari a tema diverso, tenendo sempre conto delle esigenze del cliente. Inoltre l'anno scorso abbiamo svolto anche vari brochure, come potete vedere, su prodotti anche a marchio del territorio, come ad esempio il torchiato di Fregona, oppure il marrone di Combay, Prosecco, e inoltre eseguiamo anche siti promozionali come questo su Bassano del Grappa, in cui spieghiamo un po' la località, come si può raggiungere, la cultura, quindi palazzi, musei, chiese, l'enogastronomia, quindi le tipicità del territorio, gli aspetti naturali e gli eventi e gli enti promozionali del territorio. Tutto ciò per creare un pacchetto che coinvolga tutti gli aspetti e che sia nelle esigenze del cliente. Buongiorno, ci troviamo nel back office, sono parte del nostro laboratorio di accoglienza turistica. Qui i ragazzi hanno a disposizione circa una trentina di postazioni dove possono lavorare sia con PC mobili che con PC fissi. Qui dentro i ragazzi impareranno a gestire la gestione di eventi, la programmazione di pacchetti turistici tramite lavori come PowerPoint. In questo caso è un pacchetto turistico che porterà i miei clienti ad Agrigento in Sicilia. Altri lavori che facciamo sono la preparazione di brochure per la promozione di prodotti territoriali, come quello che ha fatto la mia compagna tramite Canva. Come potete vedere sono lavori che ci impiegano tempo, ma è quello che ci prepariamo a fare per il nostro futuro, sono sempre cose utili. Con questo concludiamo il vostro giro all'interno del nostro laboratorio di accoglienza turistica, vi ringrazio per l'attenzione e il tempo che ci avete dedicato e vi auguro una buona giornata. Buongiorno, sono Francesco Fardin della classe quinta EA ed ora farò delle domande a delle mie compagne che hanno partecipato come me al progetto Erasmus Plus 2020. Nome? Veronica. Irene. Classe? Quinta e accoglienza. Quinta e accoglienza. E età? 17. 18. Destinazione Erasmus? Dublino in Irlanda. Brema in Germania. Gite effettuate durante l'Erasmus? Durante l'Erasmus ho visitato alcuni musei di Dublino, sono stata in tutte le parti della città, ho visitato la costa, tra cui Malahide, Howth e Bray, e fuori da Dublino sono stata a Galway e nella costiera di Moher. Anch'io ho potuto visitare la mia città Brema e poi anche il porto, quindi Bremerhaven, e delle città limitrofe come Hannover e Amburgo. Come ti sei trovata con la tua famiglia? Con la mia famiglia mi sono trovata molto bene, sono sempre stati gentili e disponibili e mi hanno sempre aiutato quando avevo bisogno. Anch'io sono stata molto bene, sia per la casa molto accogliente e anche la famiglia sempre gentile e comunque ci ha fatto sentire a casa. Come ti sei trovata con i tuoi compagni? Con i miei compagni mi sono trovata molto bene perché si è creato un bel gruppo unito e questo anche grazie al fatto che la maggior parte di noi si conosceva ancora prima di partire. Noi invece eravamo in 16 che la maggior parte non li conoscevo, però comunque siamo stati molto uniti e abbiamo fatto una bella esperienza insieme. Spiega il tuo lavoro. Allora, io ho lavorato in una residenza per studenti universitari e i miei compiti principalmente erano fare i check-in, fare i tour della struttura e accompagnare i studenti nelle stanze e controllare che fosse tutto a posto. Invece io lavoravo in un'azienda in cui si occupava di progettare e far marketing alle nuove start-up e quindi il nostro compito era accogliere gli invitati agli vari eventi che organizzavano per i progetti. Aneddoti particolari. Un aneddoto che mi è capitato a Dublino è stato che una volta in tram, tornata dal lavoro stanca, mi sono addormentata e niente, quindi ho perso la fermata e ho dovuto scendere e prendere il bus per tornare a casa. Noi invece abbiamo voluto variare, fare qualcosa di diverso, siamo andati a fare canoa e quindi ci sono stati un po' degli sbandamenti. Dai una valutazione finale all'esperienza. È stata un'esperienza bellissima, la rifarei altre 100 volte, mi sono divertita un sacco e ho imparato tanto e quindi il voto è 10. Anch'io do 10 perché la consiglio molto, è esperienza da fare nella vita. Tra poco, alle 17:15, avrete la possibilità di chiarire tutti i vostri dubbi
con la preside della scuola. Buona giornata!